giorno 33. No, giorno 34. Dopo la super accoglienza di Borgomanero riparto con una carica pazzesca e supero i paesini di Maggiora e di Bocca, dove trovo un santuario enorme. Pochi chilometri dopo mi raggiunge Davide, che mi aveva proposto ospitalità per la notte, ma ho dovuto declinare perché era troppo vicino al mio punto di partenza. Quindi mi sono fermato con la sua famiglia per il pranzo e ho fatto un pit stop rigenerante. Verso le 4 sono ripartito in direzione di Lozzolo, dove ho ricevuto un'altra offerta di ospitalità da parte di Alessia, e per arrivarci ho sbagliato strada e sono finito in cima a una collina. La vista però era spettacolare. E una volta giunto a destinazione, una famiglia altrettanto spettacolare era pronta ad accogliermi. Buon appetito!